C'è chi lavora in nero, chi percepisce soldi in meno rispetto agli importi che figurano in busta paga e ci sono poi casi di caporalato in alcuni settori e questo è il quadro che emerge nel territorio agrigentino tracciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro. A parlare è il direttore Vincenzo Sciarrabba, il quale ha spiegato che ad Agrigento nell'ultimo periodo le denunce e le segnalazioni da parte dei lavoratori sono aumentate, ma resta il nodo del poco personale a disposizione dell'istituto impegnato a svolgere il delicato e complessivo servizio. In azione ci sono 4 o 5 ispettori che girano in lungo e in largo la provincia per controllare i vari comparti, dall'agricoltura al commercio passando per l'edilizia ed ancora sotto la lente di ingrandimento il comparto del turismo e le strutture alberghiere. Ma non sempre gli accertamenti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica. Quando c'è da sanzionare, spiega il direttore Sciarrabba, lo facciamo, ma quando non ci sono sanzioni adottiamo la strada della conciliazione per provare a rimuovere gli attriti tra lavoratore e datore di lavoro. Gli abusi sono in aumento, ma il numero degli ispettori non è adeguato all'escalation del fenomeno, come evidenzia il dirigente regionale del Dipartimento al Lavoro Antonio Parrinello. Non è un problema solo agrigentino, osserva, la mancanza di uomini è un deficit su base regionale che stiamo comunque tentando di superare. Nelle prossime settimane arriveranno una ventina di nuovi carabinieri nel nucleo ispettorato del lavoro e quindi la situazione dovrebbe migliorare grazie alla sinergia che si andrà a creare con l'INPS e l'INAIL. Ci giungono numerose segnalazioni anonime, ma noi non possiamo intervenire se non ci sono denunce circostanziate. Poi ovviamente serve la collaborazione del lavoratore, conclude Parrinello, altrimenti non si può fare nulla.